Non rispondo di queste questioni, nel senso che sono tematiche assolutamente irrilevanti. Ieri c'era un funerale e credo che quando c'è una situazione come questa, situazioni di quel tipo si commentino da sole, non hanno bisogno del mio commento. Ma mi sembra, guardi, le contestazioni a Salvini, io conosco molto bene la comunità della Lega, mi sembrano che non siano venute dalla comunità della Lega, ma da una parte di fuoriuscite della Lega che hanno creato delle forze, diciamo, politiche alternative e devo dire poi, guarda, indipendentemente da come la si pensi su Salvini, sulla Lega, da chi è uscito, non voglio entrare nel merito, ma che al funerale di Umberto Bossi si facciano azioni di questo tipo, si sfrutti il funerale di Umberto Bossi per fare queste cose qua, lo reputo assolutamente qualcosa di svilente e devo dire anche di non dignitoso per quanto Umberto Bossi è rappresentato. Guarda, le contestazioni ci sono tutte, le divisioni politiche hanno visto tutti i tipi, ma si abbia rispetto per una persona che è venuta meno e soprattutto per Umberto Bossi che è il padre della Lega.